Si è spento all'età di 90 anni Pio Zardo, pittore miscuilese, artista della bellezza, della natura e dei colori in tutte le loro sfaccettature. Viveva a Casoni di Mussolente, dove, quando non dipingeva, lo si vedeva girare al volante della sua R4 rossa con la lunga barba bianca, da sempre suo segno distintivo. Le sue tele erano un elogio alla lentezza, alla riflessione, al riappropriarsi del tempo per fermarsi a assaporare quello che ci sta attorno. Con la sua pittura lanciava forti messaggi alla collettività, affinché le persone non si uniformassero agli stereotipi delle masse, si rendessero conto dell'importanza dell'ambiente, lottassero per la sua tutela, lottassero per consolidare il dialogo e l'ascolto, due alte forme di pace e condivisione. Le sue mostre erano racconti di vita e di emozioni. Ci ha lasciato un buon uomo, un grande artista, un punto di riferimento importante per la comunità di Casoni. Come amministrazione ci stringiamo intorno ai suoi figli, ai familiari, agli amici, ma soprattutto ci impegniamo a portare avanti la memoria di Pio Zardo attraverso delle mostre che sicuramente organizzeremo in suo onore. Il funerale di Pio Zardo si svolgerà lunedì prossimo, 30 giugno alle 10, nella chiesa arcipretale di Casoni di Mussolente.